Buonasera e ben trovati a questo nuovo appuntamento con Elettroshock. Manca poco, pochissimo, al 15 ottobre, giorno a partire dal quale diventerà obbligatorio il Green Pass per tutti i lavoratori. Una situazione che sta creando non poche tensioni nel Paese, anche nella nostra regione. Ne parleremo questa sera, lo faremo a partire da alcuni dati, quelli che descrivono la situazione nella nostra regione. Vedremo quali sono gli ultimi sviluppi, anche le ultime proposte per tentare di far fronte a questa situazione. Il tema è, per i lavoratori non vaccinati, quello dei tamponi necessari per ottenere il Green Pass e quella che è la capacità del sistema sanitario di far fronte a questo numero di tamponi. Poi insomma c'è una situazione di incertezza che in qualche maniera regna in tante aziende del territorio, e poi la situazione del porto di Trieste che è esplosa in questi giorni. Qualcuno comincia già a rimpiangere il fatto che non si sia deciso per l'obbligo di vaccino per tutti i lavoratori. Questi sono un po' i temi che andremo a sviluppare nel corso della serata. In studio si alterneranno diversi ospiti proprio per trattare queste questioni reali, concrete, che si respirano insomma non solo nelle grandi aziende, perché parleremo anche delle realtà produttive più piccole del nostro territorio. Vado allora a presentarvi gli ospiti con i quali inizieremo la nostra riflessione. Saluto e ringrazio per la sua presenza Anna Mareschi-Danieli, presidente di Confindustria Udine. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Saluto e ringrazio anche William Pezzetta, segretario generale della CGIL del Friuli Venezia Giulia. Proprio con loro iniziamo la riflessione. Vi dicevo alcuni numeri, partirei proprio da qui. Si parla insomma di alcune stime. Ieri ci sono stati dei vertici alla prefettura di Udine, in quella di Trieste, dove è stato insomma fatto un quadro abbastanza preciso della situazione. Si parla in tutto il Friuli Venezia Giulia di circa 90.000 lavoratori che potrebbero insomma essere non vaccinati. Si parla di un andamento della campagna vaccinale che va a rilento per quanto riguarda le prime dosi. Nelle ultime 2-3 settimane si parla di qualche centinaio di somministrazione, e poi c'è il tema di quanti tamponi effettivamente il nostro sistema è in grado di processare quotidianamente. Anche qui le stime ci dicono che in tutta la regione potrebbero essere attorno ai 4.000. Il tema è quello delle farmacie, no? Ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, lunghe code per prenotare i vaccini da qui fino alla fine dell'anno. Presidente Mareschi-Danieli, questa scadenza è dietro l'angolo, c'è ancora tanta incertezza e nel contempo aumenta la preoccupazione e anche la tensione che quotidianamente raccontiamo. Assolutamente sì, come hai giustamente detto, la situazione è molto complessa, ma da più punti di vista. Si è sperato nell'obbligo vaccinale, ma dobbiamo anche renderci conto che per arrivare a un obbligo vaccinale probabilmente non ci sono i presupposti. Detto questo, per incentivare le persone a vaccinarsi, il nostro governo ha pensato all'obbligo di Green Pass, che è insindacabilmente corretta come decisione, perché qualcosa va fatto. Il numero di vaccinati era comunque troppo basso a garantire una continuità delle attività pubbliche e private nel tempo. Di conseguenza ci troviamo oggi in questa situazione. Hai giustamente fatto presente quali sono le capacità del nostro sistema farmaceutico, 4.000 in regione, quindi circa 2.000 nella provincia di Udine. Sempre parlando della provincia di Udine rispetto alla regione, dicevi 90.000 persone in età lavorativa che oggi non hanno ricevuto neanche una dose vaccinale, di cui 50.000 nella provincia di Udine. 50.000 significa che per garantire una continuità lavorativa costante dovremmo avere una potenza di fuoco di almeno 25.000 tamponi al giorno, perché parliamo di ogni 48 ore.
Non ce l'abbiamo, ne abbiamo 2.000 che anche se arrivasse a 4.000, questo in ogni caso non garantirà alle imprese di poter avere nei tempi necessari i lavoratori non vaccinati all'interno delle stesse con un tampone negativo che permette poi l'emissione del Green Pass. Cosa fare? Cosa fare? Ormai probabilmente da fare c'è poco perché è dietro l'angolo il 15 di ottobre. Possiamo parlare del fatto che i controlli sono a campione? Sì, non è obbligatorio un controllo a tappeto, vero anche è che per la tutela della privacy noi oggi siamo in una situazione paradossale, tutela della privacy più che giusta, ma bisogna guardare anche quali sono le conseguenze. Le conseguenze sono che questa tutela crea all'interno delle nostre imprese, sia pubbliche che private, allo stesso modo un paradosso, ovvero una necessità organizzativa completamente sproporzionata. Perché per il fatto che noi non possiamo sapere se un Green Pass deriva da un vaccino o deriva da un tampone, quindi non possiamo conoscerne la scadenza, che sarebbe più lunga nel primo caso, più breve nel secondo caso, non è permesso programmare, fare diciamo, avere un'idea di quella che può essere la nostra programmazione interna. Quindi paradossale, abbiamo bisogno di fare i controlli giornalieri, proprio per il fatto che non possiamo registrare i Green Pass o le scadenze degli stessi. Ci viene incontro la legge dell'8 ottobre, il decreto legge che dice che possiamo effettuarli a campione, ma qualora ci fosse un caso positivo all'interno delle nostre imprese, certificato da quelli che saranno i controllori, allora il datore di lavoro avrà l'obbligo di giustificare l'efficacia dei propri controlli, che sappiamo un controllo a campione sinceramente non sarà mai efficace al 100%, quindi anche qua come facciamo? La soluzione non c'è. L'unica soluzione che si era tentato di portare all'opinione pubblica, inizialmente come provocazione, successivamente come necessità, era quella di una sorta di Green Pass aziendale, ovvero io ti faccio il tampone ma senza l'emissione del Green Pass, te lo faccio in autonomia o lo faccio fare in autonomia al mio dipendente, anche qua sappiamo che si aprono tutta una serie di problematiche aggiuntive, ma glielo faccio fare in autonomia, permetto al dipendente di venire a lavorare, ma allo stesso tempo non viene emesso il Green Pass che avrebbe bisogno dei sistemi informatici particolari che all'interno delle nostre aziende ovviamente non c'è dato avere. Io su questo la fermo. Prima di sentire Pezzetta vi proporrei l'intervista che abbiamo fatto con il vicepresidente della Regione Riccardi, che fa un po' il punto su quella che è la potenza di fuoco, chiamiamola così, della Regione per quanto riguarda i tamponi, e poi proprio questa mattina abbiamo sentito il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, al quale insomma abbiamo chiesto quali possono essere possibili soluzioni a partire anche dalla situazione che si è venuta a creare al porto di Trieste, con i lavoratori che di fatto hanno già detto che bloccheranno tutto venerdì, e l'unica possibilità di aprire un dialogo, dicono, è quella che venga abolito l'obbligo del Green Pass. Sentiamo allora Riccardi e Fedriga. Assessore Riccardi, questa è la settimana in cui si va verso l'obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori. Noi siamo una società che si divide tra coloro che hanno scelto di vaccinarsi e quelli che non hanno scelto di vaccinarsi. Resta inteso che questo però deve avere una sostenibilità degli strumenti che consentono a coloro che decidono di non vaccinarsi di poter avere il Green Pass, che è quello strumento che ti consente di muoverti a partire dal lavoro. Se in Italia si stimano 4-5 milioni di lavoratori non vaccinati, significa che se facciamo una proporzione, Friuli Venezia Giulia vale circa il 2%, noi qua siamo intorno agli 80, circa 80.000 persone. È chiaro che una pressione di 80.000 persone a 48 ore, che diventano una domanda quotidiana di 40.000 tamponi, è chiaro che il sistema non è in grado di reggerlo.
Sappiamo della pressione che c'è sulle nostre strutture farmaceutiche, abbiamo autorizzato e chiesto anche il coinvolgimento di tutte le strutture accreditate private in maniera che anche loro possano fare questo lavoro. Vediamo quale sarà l'effetto di queste misure e cercheremo di capire anche come poter sostenere questo tipo di domanda. È chiaro che l'attività di tampone è un'attività che sostituisce la scelta di non vaccinarsi al netto di coloro che non si possono vaccinare. È evidente che chi decide di non vaccinarsi si assume una responsabilità sociale. Il vaccino non è più una risposta di salute e basta. È anche una risposta di tipo sociale, perché tu col vaccino conquisti la tua libertà non mettendo a rischio la sicurezza degli altri. Sto interloquendo col governo, io ho avanzato una proposta che non pretendo essere la verità assoluta, ma penso possa agevolare, ovvero quello di utilizzare i tamponi in autosomministrazioni, quindi quelli nasali non nasofaringei, che si possono utilizzare all'interno magari del posto di lavoro. Uno se lo fa in autosomministrazione con la supervisione di un responsabile che possa certificare l'avvenuto test negativo. Potrebbe essere una soluzione anche transitoria, ma che non vada a comportare un blocco della possibilità delle persone di accedere al lavoro. Nessun passo indietro sul Green Pass secondo lei da parte del governo? Non credo che il governo farà dei cambiamenti in queste ultime ore, penso però che dobbiamo fare una buona misura che tuteli la salute dei cittadini e ovviamente garantisca l'apertura di tutte le attività, ma al contempo che sia organizzativamente applicabile, e per questo ho discusso e sto discutendo col governo, mi auguro sia sensibile in tal senso. Esclusi i tamponi gratis? Ma mi sembra che la linea del governo sia stata chiara. E quindi su questo dopo ovviamente ogni datore di lavoro farà le proprie scelte, però la linea del governo è quella di adoperarsi per il prezzo calmierato. È stato fatto in parte il prezzo calmierato, vediamo poi se ci saranno scelte dell'ultimo minuto, ma non credo ci saranno grandi cambiamenti. Pezzetta, ripartiamo da qui. Per tutta la pandemia abbiamo ragionato, ci siamo interrogati su quale potesse essere il possibile equilibrio tra la tutela della salute e la tutela della nostra economia. Anche le risposte sono cambiate con l'evoluzione della pandemia, siamo arrivati adesso al Green Pass. Di fatto il presidente Fedriga dice, almeno in una fase transitoria e temporanea, introduciamo i tamponi fai da te con un supervisore in azienda. Può essere secondo lei questa una strada percorribile che in qualche maniera ci aiuti a superare le situazioni che conosciamo e che ci aspettano, sono dietro l'angolo ormai? Allora io partirei da una considerazione: questo virus qua, al di là ovviamente dei drammi e delle morti che ha creato, ha posto anche quesiti, se volete anche nuovi, di difficile soluzione. C'è tutto il tema della privacy, c'è tutto il tema del diritto individuale alla salute, la tutela collettiva, quale viene prima, quale dopo, domande di non facile risposta, devo dire la verità. Io dico questo, però è chiaro che il vaccino è stato uno strumento ed è uno strumento col quale, grazie a questo, insomma, in qualche maniera cominciamo a intravedere la luce in fondo al tunnel. Questo è innegabile. È altrettanto vero poi che noi, quando il governo pensò al Green Pass come strumento per in qualche maniera, tra virgolette, obbligare le persone ad andare a vaccinarsi, noi da subito denunciamo che le norme erano un po' confuse, caotiche, creavano anche delle disparità, perché magari ad alcune categorie veniva applicata, ad altre no. Pertanto già allora intravedemmo che c'erano delle cose che potevano effettivamente creare anche delle tensioni. Poi questa data fatidica del 15, che anche qua diciamo che forse era il caso anche di avere un approccio anche diverso, perché questa gestione qua ha creato più divisioni che ovviamente coesione. Noi abbiamo bisogno da una parte di avere coesione sociale, non possiamo dividerci. Io vedo che questa tensione tra vaccinati e non vaccinati che noi stiamo scontando anche in tutte le fabbriche, in tutte le assemblee che vediamo e che sta creando dei muri invalicabili, occorre che in qualche maniera si cerchi di trovare una strada che non alzi ancora la temperatura, perché poi tra l'altro, come si è visto,
organizzazioni squadriste, insomma, cavalcano questa onda di malcontento, ovviamente per fini che sono tutt'altro, che sono completamente diversi. Io non trovo, ecco, dal punto di vista anche del lavoratore, io comprendo molte cose, ma credo che se uno non si vaccina perché ha paura, perché iniettare qualcosa nel suo corpo, insomma, c'è modo e modo in cui si può reagire. L'obbligare una persona a dire o fai così o tu rimani a casa senza stipendio o ti paghi i tamponi, ecco, dal punto di vista del diritto del lavoro, ma secondo me anche della dignità della persona, andava cercato, a mio avviso, un percorso diverso, più soft. Ma non tanto nella convinzione ho ragione o ho torto sul tema del vaccino, ma perché bisogna tener conto, insomma, di tutti gli scenari. Noi come sindacato siamo stati presi nel mezzo. Tra l'altro anche io credo dentro una descrizione anche delle nostre posizioni molto falsa, in alcuni casi proprio illustrata in maniera completamente opposta. La nostra posizione fin dall'inizio è stata sì al vaccino obbligatorio, perché il vaccino in questo momento qua è l'unico sistema che noi possiamo avere per uscire da questa pandemia che ha fermato ovviamente tutto il mondo della produzione, ma che ha creato ovviamente tutti quei drammi e tutte quelle morti. E sul tampone abbiamo da subito sostenuto una posizione che all'inizio era anche neanche molto popolare, che era quella che noi dicevamo che non può essere messo a carico di un lavoratore, perché un lavoratore che decide di non vaccinarsi dentro una decisione non facile, dentro un tema non facile, non posso dire vabbè, però tu per andare a lavorare ti paghi il tampone. Per cui questi temi qua molto, molto duri sono venuti al nodo, no? Nella maniera peggiore purtroppo. E c'è anche poi tutto il tema di una norma che non tiene conto anche dell'alto numero dei non vaccinati, perché in regione è vero le stime anche nostre sono tra gli 80 e 90 mila, e tra l'altro di un sistema che non è in grado neanche di offrire ovviamente il servizio ai lavoratori che volessero farsi il tampone. Ed è difficile dare risposte, perché è molto difficile dare risposte. Io non so il 15 rispetto a questo, non credo che il governo farà passi indietro, io mi auguro, noi abbiamo suggerito al governo che quantomeno ci sia magari faccia una norma, seppur transitoria, di detrazione fiscale, che il tampone, insomma, in qualche maniera, visto che è uno strumento anche di tutela della salute, venga fatto dalle aziende, venga pagato dalle aziende che la possono anche scaricare al limite, come tanti costi scaricano. Però credo che qualcosa, mi auguro, venga fatto, perché effettivamente se no ci ritroveremo davanti a situazioni di grande tensione e non ne abbiamo bisogno. Situazioni di grande tensione che già ci sono, ancora prima di questa data del 15 ottobre abbiamo visto insomma le manifestazioni che hanno interessato tutta Italia. Pezzetta faceva riferimento al fatto che la stessa CGIL, la sede nazionale, è stata presa di mira dai manifestanti. Questo accadeva sabato scorso e questa settimana c'è stata l'ennesima manifestazione nel nostro capoluogo regionale. In corteo hanno sfilato 15.000 persone, 15.000 persone sono obiettivamente molte, tantissime. Ci fermiamo per la pubblicità, poi ripartiamo proprio da qui, su questo obbligo di vaccino e che cosa fare con i tamponi. Prevedere delle detrazioni fiscali per le aziende, quindi che se ne facciano carico queste. Ne parliamo dopo la pubblicità. Eccoci nuovamente in studio. Presidente Mareschi Danieli, ci eravamo lasciati con le considerazioni del segretario della CGIL Pezzetta in relazione al vaccino e poi ai tamponi. Abbiamo detto insomma che si è venuta a creare una situazione di tensione che si respira, diceva appunto Pezzetta, in molte fabbriche in occasione degli incontri che insomma vengono organizzati in questo periodo. Adesso arriviamo al dunque, perché ormai il 15 è dietro l'angolo, abbiamo detto è difficile, molto difficile immaginare che ci siano passi indietro da parte del governo e allora ci troviamo a gestire questa situazione. Diceva Pezzetta, evitare sostanzialmente che la spesa per i tamponi sia a carico dei lavoratori, immaginare che lo facciano le aziende, che ci sia una detrazione, insomma, quindi
un sostegno da parte dello Stato alle aziende è un'ipotesi, secondo lei, che sta in piedi? Sì, le ipotesi stanno in piedi, bisogna poi vedere come l'opinione pubblica le prende, perché anche questo concetto del Green Pass inizialmente stava perfettamente in piedi, poi si arriva al dunque e ci si rende conto di essere impreparati o comunque di non essere pronti. Innanzitutto vorrei dare tutta la mia solidarietà per quello che è successo, non mi era ancora capitato di dirlo di persona. Detto questo, allora, la legge dice che in linea di principio il tampone deve essere pagato dal lavoratore non vaccinato, ma non esclude che possa essere pagato da qualcun altro, per esempio l'impresa. Ecco, bisogna però stare attenti perché a scioperare non è detto che siano solo i non vaccinati. A un certo punto potrebbero anche innervosirsi i vaccinati, i quali già stanno facendo girare una richiesta di contributo aggiuntivo in busta paga per non dare alle imprese l'onere del tampone. Quindi c'è sempre un'altra faccia della medaglia da tenere in considerazione. Vero è che quando si parla di gruppi violenti, come li vogliamo chiamare, sono solitamente abbinati al no Green Pass, al no Vax, anche se fra no Vax e la violenza di questi ultimi giorni c'è un mondo e nulla hanno a che fare gli uni con gli altri. Quindi è ovvio che si può trovare qualsiasi strada. Io credo che l'impresa oggi, nell'interesse dell'aumentare l'incidenza del vaccino nella nostra popolazione, sia disposta a tante cose, sempre con l'idea di poter continuare a lavorare, perché non dimentichiamoci che oggi le imprese hanno bisogno di assumere, non trovano le competenze adatte alle loro necessità, manca solo che bisogna cominciare a sospendere dal lavoro dei lavoratori che sappiamo, come appena detto, non potrebbero essere sostituibili, perché non sono vaccinati e perché non vogliono farsi il Green Pass. Io credo che il governo abbia una linea di fermezza, anche perché questa linea o è di fermezza o non esiste, altrimenti non incentiverebbe effettivamente la vaccinazione. Ma io credo che voglia fare una sorta di lotta di forza per cercare di convincere anche il più scettico. Da lì, dal 15 ottobre a una settimana, 2 settimane, si capirà se questa cosa ha avuto un significato oppure no e si prenderanno delle decisioni conseguenti. Allora, noi abbiamo titolato Green Pass la tempesta perfetta, riservandoci in qualche maniera questo punto di domanda. Di fatto, veramente la situazione che ci si trova a gestire in queste giornate è complicatissima. A livello della tensione sale, come si diceva, si rischia con un provvedimento che riguarda i tamponi di aumentare in qualche maniera il livello di aggressività di chi si è vaccinato, in particolare diciamo di quanti non lo hanno fatto davvero con convinzione, ma perché appunto c'era un obbligo di Green Pass. Pezzetta, sembra veramente difficilissimo individuare una via di uscita in questa situazione. Sì, è vero, è molto difficile, siamo dentro una situazione molto complicata, siamo andati dove speravo non andassimo, nella guerra tra guelfi e ghibellini. E io posso dire che c'è molta tensione, ci sono degli scioperi, temo che ci saranno degli scioperi in alcune realtà, in alcune aziende e effettivamente credo, lo torno a ribadire, non è per dare cerino a un altro, ma io ritengo che questa linea di fermezza voluta dal governo poi alla fine più che altro stia rischiando effettivamente all'uscita di questa pandemia anziché ricercare la coesione, di provocare un'ulteriore divisione. E mi auguro che ci si ravveda su questa linea, io dico la verità, perché è l'unica europea,
tra l'altro l'unico paese in Europa che poi ha applicato in modo così ferreo tutto quello che sono le norme su Green Pass. Credo che non abbia prodotto gli effetti voluti, perché tranne una certa frazione che all'inizio è andata a vaccinarsi, io vedo ancora molte resistenze, ma soprattutto penso non sia stata da parte delle persone una chiusura ulteriore ha prodotto questo, anziché un'apertura a riflettere, a confrontarsi, ha creato una chiusura e anche un irrigidimento che poi è sfociata a volte in comportamenti effettivamente anche molto, molto violenti. Con il sindacato che spesso si è trovato schiacciato tra chi diceva io mi sono vaccinato, il tampone se lo devono pagare, e chi diceva ma io se devo andare a lavorare posso anche decidere di non vaccinarmi, non trasgredisco nessuna norma, perché devo pagare un tampone per andare a lavorare. Noi, come torno a ribadire, dentro questa situazione qua è chiaro che siamo un sindacato che tutela il lavoratore, e io su questo sono convinto, anche se torno a ribadirlo all'inizio la linea non era così popolare, forse non è ancora adesso, ma ritengo che un lavoratore non debba pagare per andare a lavorare, che è diverso dal tema mi vaccino o non mi vaccino, perché io sono vaccinato, noi siamo perché ci si vaccini, credo che sia l'unica soluzione, vedo che qua ci sono poi tante volte mille illustrazioni di complotti o di altre questioni e mi auguro, torno a ribadire perché non vedo altra via d'uscita, che venga trovata magari una transizione, un periodo che si possa prolungare il 15, dubito che il governo lo faccia, ma io credo che in questo momento qua, al di là di tutto, non abbiamo neanche le strutture per poter fare i tamponi. Cosa facciamo? Uno non va a lavorare perché non trova una farmacia per farsi i tamponi, dopo che ha girato tutto il pomeriggio, dovendoselo anche pagare. Ma, mi sembra una situazione assurda, ecco, surreale, al di là, qua non è una questione di fermezza, qua è una questione che se fai una decisione, chi la prende, fosse stato anche il governo, deve essere conscio di tutto il tema che c'è. Su questo noi faremo degli incontri, l'abbiamo già fatto a livello territoriale, li faremo a livello anche regionale, ovviamente col mondo dell'economia, con la regione, con i prefetti, dentro al tema ovviamente sia dei tamponi sia al tema sicurezza, per cui staremo a vedere. Ecco, proprio negli incontri con i prefetti è emerso anche questo, cioè, lo riassumo, poi insomma voi dite, mi chiedo anche alla Presidente Mareschi Danieli se è così. Tutto sommato, vista l'evoluzione della situazione, avremmo creato meno danni rendendo il vaccino obbligatorio per tutti i lavoratori. Comunque qualcuno sta dicendo questo in queste giornate. È corretto, è assolutamente corretto, ma evidentemente non è possibile rendere il vaccino obbligatorio, altrimenti sarebbe già stato fatto. Detto questo, è molto vero quello che diceva il signor Pezzetta sul fatto che siamo gli unici in Europa oggi ad aver una linea così netta, ma dobbiamo anche considerare che siamo passati da un governo attendista che andava dietro, copiava e si metteva sotto vento, ad un governo apripista che anticipa e si fa promotore delle scelte difficili ma che vanno prese. Quindi per la fiducia che noi oggi nutriamo in questo governo mi sento di dire che la cosa è studiata e che questo shock sia necessario per capire anche quanti lavoratori saranno disposti quanti lavoratori non vaccinati saranno disposti a fare il tampone per andare a lavorare e quanti lavoratori non vaccinati non saranno neanche disposti a fare il tampone, perché abbiamo queste due anime che sono molto diverse fra loro, e una più giustificabile e una meno giustificabile. Questo ci farà capire come dobbiamo procedere, ma senza avere questo dato in mano è davvero difficile prendere una decisione. Allora, abbiamo accennato alla situazione del porto di Trieste, andiamo un attimino a vedere com'è la situazione alla Electrolux di Porcia, ci è andato per noi Daniele Micheluz, vediamo. Siamo all'esterno dello stabilimento Electrolux di Porcia. Su circa 2000 lavoratori c'è un 20% che non ha ancora il Green Pass, non è vaccinato e non ha neanche i tamponi, non è che ha effettuato il tampone. E il sentimento è di confusione tra questi lavoratori, perché
è un provvedimento che ovviamente lascia molte interpretazioni. Come è organizzata l'azienda? Cioè chi non ha il Green Pass potrà fare il tampone qui all'esterno prima di entrare, è a carico dell'azienda, dei lavoratori? Come siete organizzati? No, Electrolux segue in maniera molto puntuale le disposizioni del governo, le disposizioni normative, per cui il Green Pass è a carico del lavoratore e naturalmente se non è in possesso non potrà entrare in azienda, non potrà andare a lavorare. Le farmacie qui attorno hanno garantito un canale preferenziale per i lavoratori di Electrolux, però ufficialmente non c'è nessuna convenzione. Noi peraltro che siamo abituati comunque a confrontarci con i lavoratori, giovedì faremo le assemblee, staremo in mezzo alla gente a spiegare quali sono le necessità, le ragioni per cui il sindacato ha adottato una posizione estremamente chiara, anche se rigida, rispetto alle ricette da utilizzare in questa situazione, che è, secondo noi, quella di non avere scrupoli a pretendere l'obbligo vaccinale, che metterebbe tutti d'accordo e non scaricherebbe sui singoli tutte le preoccupazioni che ognuno di noi ha poi. Il provvedimento entra in vigore il 15 ottobre, ma voi qui non ci sarete venerdì, come mai? Venerdì noi non ci siamo perché alla pandemia si somma anche l'annosa questione della difficoltà di reperimento delle forniture, in questo caso qua è l'acciaio che continua a mancare dalle nostre fabbriche. Per cui siamo in cassa integrazione, e ci saranno altri episodi del genere, altre situazioni. Tutto rimandato al lunedì seguente? Sì, tutto rimandato al lunedì. Abbiamo scelto questo caso perché appunto ci sono due situazioni diverse. Da un lato appunto questa convivenza con la pandemia, questo obbligo di Green Pass e poi la situazione particolare del 15 che non vedrà appunto i lavoratori di Electrolux entrare in fabbrica, questo per la cassa integrazione. Manca la materia prima, manca insomma l'acciaio in questo caso. Prima di sentire un ultimo commento da parte dei nostri ospiti andrei a rivedere un po' la situazione del porto di Trieste, anche poi con le considerazioni e le riflessioni di oggi del Presidente della Regione Federica, poi chiedo un commento finale ai nostri ospiti. C'eravamo tanto amati, ora chissà. Il presidente dell'autorità portuale, Zeno D'Agostino, ha fatto trapelare l'intenzione di voler lasciare la presidenza dell'autorità portuale se i lavoratori non decidessero di ritirare lo sciopero di lunedì. Il CLPT, il comitato più importante, invece conferma l'intenzione di incrociare le braccia e anzi rilancia. Noi siamo scesi in piazza per te, ricordando la manifestazione dello scorso anno quando D'Agostino era decaduto per una incompatibilità. Ora ci aspettiamo che tu sia al nostro fianco, altrimenti grazie e arrivederci. Non si sblocca quindi la situazione che vede un braccio di ferro importante tra i lavoratori che dal 15 bloccheranno tutto e le autorità. In prefettura gli altri sindacati hanno anche raggiunto l'accordo per i tamponi gratuiti pagati dagli spedizionieri, ma l'area più estrema conferma che non è una questione di tamponi ma proprio di obbligo del Green Pass. D'Agostino, che tanto ha fatto per lo scalo e tanto era, o forse è, amato dai lavoratori, ora si trova davanti a un bivio complesso, così come le autorità che si troveranno ad affrontare una situazione decisamente articolata. Al porto circa il 60% non ha fatto il vaccino e dunque le ricadute saranno pesantissime. Muro contro muro, Zeno D'Agostino, lavoratori portuali. No, mi auguro di no, mi auguro che il senso di responsabilità prevalga. In questo momento non possiamo pensare di penalizzare l'economia non soltanto triestina o regionale, ma l'economia nazionale. Non possiamo pensare di danneggiare posti di lavoro, perché il blocco del porto significa anche danneggiare tutto quell'indotto e tutto quel lavoro che col porto collabora. Però i lavoratori hanno detto noi cediamo solo se ci tolgono il Green Pass, perché anche i tamponi gratuiti non sono accolti con favore. Appunto, il senso di equilibrio mi auguro che ci sia da parte di tutti, che con il buon senso e l'equilibrio si possa trovare una soluzione. Io sono sempre stato disposto a dialogare con chiunque, però dobbiamo trovare una soluzione che stia in piedi. Buon senso ed equilibrio. Ripartirei da qui per chiedervi una riflessione finale, Presidente. Ma io insomma so che a volte sono un po' impopolare nelle mie affermazioni, però ritengo che il concetto della volontà di inserimento dell'obbligo del Green Pass, che anch'io ho cavalcato in un certo momento inizialmente perché la ritenevo l'unica soluzione, ho studiato e mi rendo conto
che è uno dei pochi metodi, quello di chiedere l'obbligo, che non può portare a niente, perché l'obbligo in questo momento, in questo specifico momento, non è possibile. Di conseguenza è come chiedere l'impossibile. E qua dalla vostra intervista si nota proprio come determinati lavoratori non hanno neanche l'interesse del pagamento o meno, che fra l'altro ribadisco, non è che la legge dice che il tampone deve essere pagato dal lavoratore, perché non viene escluso che possa essere pagato da altri. Quindi siamo tutti all'interno dell'obbligo di legge nel momento in cui si fa entrare un lavoratore con il Green Pass, indipendentemente da chi lo paga, cosa nella quale non voglio entrare in merito in questo momento. Ma se ci sono dei lavoratori che anche nel caso in cui avessero un tampone pagato dallo Stato, dall'azienda, da chi vuoi tu, decidono di protestare, allora qua forse, signor Pezzetta, il problema è diverso. Pezzetta. No, io allora, parto dalle parole del Presidente della Regione e mi auguro che anche nella vicenda del porto, ma come in generale, ci possa essere equilibrio e buonsenso di cui tutti ne abbiamo estremamente bisogno. Detto questo, io tengo a precisare che ad esempio nel porto la posizione della FILT CGIL è ovviamente quella che avendo la possibilità di avere i tamponi gratuiti è chiaro che lo scenario cambia, anche perché si rischierebbe di non essere capiti. Questo è tanto per correttezza. Ecco. E detto questo, poi, come dico, mi auguro che si arrivi, anche perché il porto di Trieste è un tema importante e centrale per l'economia della nostra regione. Io mi auguro, come abbiamo fatto bene nel primo anno e mezzo, attraverso i protocolli di sicurezza, quelli da Covid, che si possa anche riprendere quel percorso che tanto bene, insomma, ha fatto sia le imprese ma anche i lavoratori, di poter codeterminare anche le modalità con le quali tu lavori, i distanziamenti, le sicurezze, le sanificazioni, perché ribadisco, nel Friuli Venezia Giulia solo il 4% dei positivi sono questi dati INAIL, sono risultati, diciamo così, che si sono infettati nel mondo del lavoro, e di questo 4% 2/3 nella sanità. Vuol dire che le misure che abbiamo adottato hanno funzionato. Poi bisognerebbe anche ricordarsi che, per questo dico che bisogna anche avere la memoria, molti lavoratori e molte lavoratrici, soprattutto in funzioni essenziali, penso anche nel commercio, penso anche nell'autotrasporto, hanno continuato a lavorare esponendo anche proprio la propria salute, e credo che questo non ci si possa dimenticare. Ora, se oggi uno ha qualche reminiscenza a vaccinarsi, io continuo a ribadire che credo che la linea dell'imposizione, ma soprattutto quello della scaricare economicamente su questa persona che magari ha dedicato tutta una vita l'anno scorso a lavorare, a essere in prima linea, vada rivalutata, vada insomma meditata da parte del governo. È chiaro, la tensione è grande, e torno a ribadire, noi abbiamo situazioni in cui credo che se non ci saranno cambiamenti da parte del governo, in alcune realtà aziendali potranno sfociare anche con degli scioperi anche proclamati da noi. E quindi oggi parliamo di Porto di Trieste, venerdì potremo parlare anche di altre situazioni che riguardano la nostra regione. Sicuramente anche nella nostra provincia. Ecco, e poi tra l'altro ci sono insomma le contromisure, ricordiamo anche quello perché proprio oggi l'azienda sanitaria del Friuli Centrale ha annunciato che proprio venerdì 15 all'ente Fiera di Udine ci sarà la possibilità di vaccinarsi senza prenotazioni. Sarà insomma sufficiente raggiungere l'area, questo per quanto riguarda la sola prima dose, per vaccinarsi dalle 8:30 del mattino fino alle 18:30, questo per dire che insomma vengono messe in campo anche queste contromisure. Ringrazio i nostri ospiti, noi ci fermiamo per la pubblicità, poi continueremo a parlare di Green Pass, andremo nel mondo degli artigiani e del commercio dove ci sono altre partite aperte. A tra pochissimo, grazie a voi.
Eccoci nuovamente insieme con Elettroshock. Stiamo parlando di Green Pass guardando alla data che è davvero dietro l'angolo, quella del 15 ottobre. Nella prima parte della trasmissione ne abbiamo parlato con la Presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, con il Segretario Generale della CGIL del Friuli Venezia Giulia, William Pezzetta. Abbiamo altri ospiti che ci hanno raggiunto in studio, abbiamo anche un collegamento tramite Skype. Saluto e ringrazio per la sua presenza Elsa Bigai, che ci ha raggiunto in studio, direttrice di Confartigianato Servizi del Friuli Venezia Giulia. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. Un saluto anche a Gianni Arteni, presidente dell'Arteni SPA, grazie anche a lei per la sua presenza. Parleremo insomma di come ci si sta organizzando anche nelle medie e piccole realtà del Friuli Venezia Giulia in vista di questa scadenza. Vi dicevo anche di un collegamento via Skype. Allora sentirei subito Antonio Dalla Mora in rappresentanza della FIPE, categoria che con il Green Pass e con l'obbligo di Green Pass sta già convivendo da un po' di tempo. Grazie intanto per essere in collegamento con noi. Come sta andando la situazione e che cosa rappresenta per voi, se cambia qualcosa, la data del 15 ottobre? Grazie dell'invito innanzitutto. Nel nostro settore diciamo che il concetto del Green Pass è già un po' più sdoganato rispetto agli altri, se non altro per il fatto che noi già ormai da diverso tempo siamo tenuti a chiedere il Green Pass a tutti i clienti che vogliono mangiare o bere all'interno delle nostre strutture. FIPE rappresenta tutti i bar, i ristoranti, le discoteche che finalmente potranno riaprire, gli uffici spiagge, i rifugi, quindi abbiamo una platea di associati piuttosto variegata. E tutti ormai hanno metabolizzato il fatto che il Green Pass ai clienti va chiesto per consumare all'interno. Questo forse comporta il fatto che anche i nostri collaboratori si sono adattati all'idea che il Green Pass per lavorare ci vuole, perché se lo chiediamo ai clienti, tanto più dobbiamo averlo noi. Certo che il Green Pass, del Green Pass può entrare in possesso non solo chi è vaccinato, ma anche chi non può o fa la scelta di non vaccinarsi. Come in tutti i settori, anche nel nostro c'è chi ha dei problemi di salute che gli impediscono di fare la vaccinazione e ci sono anche quelli che hanno un'idea diversa. Vengono rispettati tanto quanto gli altri, però devono adattarsi a fare il tampone che se molecolare vale 72 ore, se antigenico vale 48 ore. Allora, un sistema, dicevamo, rodato per quanto riguarda il vostro settore. Ovviamente all'inizio c'erano gli occhi puntati, no, su bar e ristoranti che erano i primi che si trovavano a dover gestire questa situazione. Adesso insomma vediamo molto spesso che sono gli stessi clienti che entrano ad avere già il telefonino o il QR code in mano prima ancora che venga chiesto. Ecco, da parte dei clienti questa cosa ormai è come posso dire, è diventata abitudine o c'è ancora qualche difficoltà? Sì, devo dire che per la gran parte della clientela è un'abitudine e anche quelli che hanno piacere di mangiare all'interno perché sanno di essere in possesso del Green Pass si sentono più tutelati nel locale che chiede di esibirlo, come dispone la norma. Sappiamo che c'è anche qualcuno che fa il furbo e non chiede l'esibizione del Green Pass, per fortuna è una strenua minoranza. E poi ci sono quelli che invece continuano a rimanere di un'idea differente, non vogliono la vaccinazione, non fanno i tamponi e quindi scelgono liberamente di consumare all'esterno dei locali, che se è un po' più facile per quanto attiene alla consumazione al bar, con il cambiamento climatico in corso, inoltrandoci nell'autunno e arrivando l'inverno, sarà piuttosto difficile per la ristorazione. Però insomma sono scelte individuali, noi le rispettiamo, laddove possibile tutti i locali continuano a mettere a disposizione i posti all'aperto. Come se l'osservazione che faceva lei è questa, le ribadisco che
molti clienti si sentono anche tutelati nel mostrare il Green Pass, ripeto, e si sentono sereni nel fatto che noi chiediamo anche con una certa fiscalità di esibirlo. Ultimissima cosa rapidamente, abbiamo parlato dei clienti, per quanto riguarda invece i vostri collaboratori e questo obbligo che scatterà dal 15, insomma, ci sono preoccupazioni, com'è la situazione? No, non ci sono grosse preoccupazioni, ripeto, ormai la cosa è data per scontata da tutti. Come ho detto prima, siamo abituati a chiederlo ai clienti, è normale che dobbiamo chiederlo anche ai collaboratori, e i collaboratori sanno che, devo dire la verità, in gran parte sono vaccinati. I collaboratori del nostro settore sono tra quelli che si sono sensibilizzati per primi, perché rispetto magari a un negozio piuttosto che a un'azienda artigianale industriale dove si collabora sempre con le stesse persone o il rapporto con la clientela è in numero minore, nei locali pubblici, lo dice la parola stessa, c'è un maggior turnover di pubblico e quindi la cosa è stata un po' recepita, è stata metabolizzata. C'è anche chi ritiene di non volersi vaccinare e dovrà prenotarsi i tamponi e farsi il tampone ogni 48 piuttosto che 72 ore. Ormai la legge è chiara, noi non siamo qua adesso a discutere sulla ratio della norma, noi dobbiamo solamente dare lavoro da una parte e lavorare dall'altra parte per accogliere i clienti e soddisfarli al meglio. Noi li soddisfiamo nel momento in cui abbiamo la disponibilità del personale, e il personale ce l'abbiamo disponibile a queste condizioni e queste dobbiamo applicare. Grazie allora ad Antonio Dalla Mora della FIPE Confcommercio del Friuli Venezia Giulia, grazie naturalmente, buon lavoro, grazie. Grazie a voi tutti e saluti al pubblico. Grazie. E allora arrivo dai nostri ospiti in studio, così andiamo a capire che cosa succede anche in altre realtà del territorio. Parto da Elsa Bigai, perché queste sono giornate davvero frenetiche in tante aziende, anche nelle più piccole, che si trovano di fronte ad una nuova incombenza, come sempre con novità, aggiornamenti e dettagli che si conoscono molto a ridosso poi, no, dell'entrata in vigore della novità stessa. Sì, esattamente. Diciamo che abbiamo cercato anche come organizzazione di, dal momento dell'annuncio del decreto a poi all'emanazione eccetera, di preparare un kit che semplificasse il più possibile e fosse anche a misura, e onestamente davvero ogni momento ne esce una nuova per semplificare la questione. Devo dire che cosa abbiamo registrato? Nelle prime settimane c'erano anche molti artigiani che esprimevano la loro opinione, perché poi rispecchiano lo spaccato della società, e qualcuno si è lamentato perché non ha apprezzato, non ha colto di buon favore questa cosa, ma la maggior parte invece si sono interrogati su come essere assolutamente in regola. Cosa sta accadendo a poche ore dall'entrata in vigore? Sentivo con attenzione l'intervento che mi ha preceduto e certamente c'è stata una gradualità e anche il modo per metabolizzare, ma per organizzarsi. Ora tutti sappiamo che quando anche in un'azienda si dà un obiettivo, cosa ci insegnano? Che deve essere ambizioso ma raggiungibile. Allora effettivamente qui non stiamo proprio a discutere se è giusto o è sbagliato, c'è una sacrosanta importanza della salute, ma c'è anche un tema in questo momento che anche con dati che sono stati resi pubblici dalle autorità nella nostra regione, c'è un momento di grande gap tra la esigenza di domanda, ecco, per esempio di fare dei tamponi per porsi in regola, e quella che è la capacità del sistema della nostra regione per produrlo. Quindi se posso fare una segnalazione, in questo momento è una sorta naturalmente di difficoltà operativa, burocratica eccetera, ma in questo momento, lo dico, mentre venivo qui ho trascorso il tratto della strada accompagnata da, e gli ho detto che l'avrei citato, da un caso di un trasportatore che ha 13 dipendenti
e la maggior parte sono vaccinati, altri l'hanno fatto in questi giorni non ricordandosi che c'è anche il tema che tra il momento in cui ti vaccini e il momento del rilascio del Green Pass c'è un gap, altri vorrebbero fare i tamponi ma non hanno possibilità perché la prenotazione è lunghissima, rischia di perdere delle commesse. Mi ricordava che cosa? Che questa categoria è stata quella, assieme ad altre, dei servizi essenziali che ha garantito al nostro Paese di non andare al tracollo totale, di trasportare alimenti. Allora, che cosa voglio dire? Assolutamente credo che anche Confartigianato è a fianco delle imprese, ma in questo momento credo che ci serva una riflessione per rendere realmente applicabile il Green Pass, ma certamente non dire no per quanto ci riguarda, ma riflettevo sul fatto che una sorta di gradualità in questo momento sia forse auspicabile, ma per renderlo possibile, perché se abbiamo dei divari così importanti rischiamo solo forse di fare aumentare la tensione e di non raggiungere l'obiettivo. Come va nel settore del commercio? Qui chiamo in causa Gianni Arteni. Com'è la situazione e come si guarda a questa data del 15 ottobre? Il nostro settore non ha l'obbligo al cliente almeno di entrare col Green Pass, per cui comunque abbiamo adottato tutte le misure di sicurezza possibili, dai robot sull'ingresso che misurano la febbre con la disinfestazione delle mani e naturalmente essendo locali ampi con le distanze assolutamente di sicurezza. Per quel che riguarda il nostro parere, noi dobbiamo assolutamente dotarsi di tutte queste sicurezze per l'incolumità dei collaboratori e l'incolumità dei clienti. Non possiamo che aderire alla normativa che impone queste regole che io peraltro condivido. Per quanto riguarda invece i vostri collaboratori, com'è la situazione? Abbiamo parlato oggi tanto di percentuale di persone vaccinate, di fatto già in regola con il Green Pass e pronte quindi dal 15 di ottobre a continuare a lavorare regolarmente. Ecco, nel vostro settore com'è la situazione? Ma devo dire che per fortuna abbiamo una piccolissima minoranza che in questi ultimi tempi si è anche aggiornata. Diciamo che non è un problema aziendale, sono talmente pochi che in qualche modo dovrebbero riuscire, se non vorranno fare prima i vaccini, a procurarsi almeno i tamponi e quant'altro. Quindi sostanzialmente c'è una certa serenità, perlomeno per quanto riguarda il vostro settore. Sì. Ci fermiamo a una rapida pausa per la pubblicità, tra poco. Eccoci nuovamente insieme con Elettroshock. Stiamo parlando di Green Pass, vi stiamo raccontando nel corso di questa puntata anche delle situazioni diverse che ci sono nel territorio. Da un lato la situazione che si vive nelle fabbriche, ne abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione, dove c'è sicuramente tanta tensione. La preoccupazione è che venerdì 15 ottobre ci siano diverse realtà che si troveranno a confrontarsi con manifestazioni dei lavoratori. Si parla appunto già di scioperi. Si è parlato tanto in questi giorni del porto di Trieste, ma abbiamo capito che non sarà quello l'unico punto critico nel territorio regionale. In questa seconda parte stiamo parlando di altre realtà. Abbiamo visto la ristorazione, bar e ristoranti, dove il Green Pass per la clientela che vuole appunto consumare all'interno dei locali è già realtà da un po' di tempo, e abbiamo detto che questa gradualità è stata di fatto un po' digerita ed è diventata abitudine quantomeno per la clientela. Gianni Arteni poco fa ci descriveva la situazione per quanto riguarda il commercio. Non c'è per i clienti l'obbligo di presentarsi insomma con il Green Pass, obbligo che invece naturalmente vale per i collaboratori. Ci diceva Arteni, la maggior parte insomma è già in regola e alcuni in quest'ultimo periodo hanno deciso
di vaccinarsi e quindi insomma c'è una certa serenità. Con Elsa Bigai, dalla quale torno subito, si parlava un po' da un lato delle difficoltà insomma, di tante piccole aziende. Da un lato c'è questa burocrazia con aggiornamenti continui che ovviamente sottrae tempo prezioso alle imprese, poi ci sono delle realtà che poi sono la maggior parte nel nostro territorio fatte di piccoli numeri, dove diciamo, l'assenza, il venir meno di uno o due dipendenti mettono a serio rischio poi quella che è l'organizzazione del lavoro e quindi proprio il fatturato stesso delle aziende. Sì, assolutamente, perché una persona quando ne hai 50 vale una su 50, su aziende che hanno magari pochissimi dipendenti e fanno, tra l'altro c'è anche un tema che mi segnalano sempre tutti, no? Che il dipendente in un'impresa artigiana è di fatto un po' una parte quasi di questa impresa familiare allargata, per cui non c'è neanche il tema datore di lavoro, lavoratore, quasi una sorta di contrapposizione, non c'è il tema chi paga, vivono con grande preoccupazione e amarezza anche il tema della sanzione magari da irrogare o naturalmente di mandare a casa il lavoratore e non poterlo retribuire. Effettivamente il problema c'è, perché anche una unità di lavoro diventa una percentuale altissima, no? Per la propria attività e ripeto, tra l'altro come tanti altri settori certamente il Covid ha messo a dura prova, no, il nostro tessuto economico in questo momento, dove anche per una serie di elementi legati a crediti nazionali piuttosto che però scadenze che si stanno approssimando, c'è una ripresa. Questa situazione, ripeto, sta destando grande preoccupazione, grande, devo dirlo un po' sottovoce, tensione, sempre con modi pacati e fermi, però c'è davvero tanta preoccupazione. Quando anche un prefetto dà alcuni dati, credo che tutti noi come anche associazioni abbiamo il dovere naturalmente di portare a un tema di legalità, di regole, ma anche, ripeto, di praticabilità, perché quando poi le cose si rendono impossibili si rischia di anche derivate che normalmente non passerebbero neanche per una mente di persone come le nostre che mettono veramente davanti il rispetto del lavoro, delle persone e chiedono questo, di poter lavorare nelle regole. Ecco, si parlava di numeri e con quei numeri abbiamo aperto la puntata di oggi perché facendo alcune stime si diceva tra gli 80 e 90 mila i lavoratori non vaccinati in Friuli Venezia Giulia, da qui diciamo l'esigenza di poter processare 40.000 tamponi ogni giorno e abbiamo visto che il sistema delle farmacie in tutta la regione ne garantisce attualmente 4.000, quindi che i numeri non tornino lo si nota insomma purtroppo subito. E a proposito di numeri, fanno sicuramente impressione quelli delle persone che sono scese in piazza a livello nazionale ma anche nella nostra regione. L'ultimissima manifestazione a Trieste ha visto sfilare in corteo 15.000 persone. Vediamo il servizio. La protesta non si placa e anzi cresce. Anche ieri Trieste è stata bloccata dal corteo del movimento No Green Pass che dopo i portuali ha visto l'unirsi anche di ferrovieri, tassisti, operai della Fincantieri e altri lavoratori. Parlare di momenti di tensione sarebbe fine eccessivo, ma qualcosa avrebbe potuto andare male quando sotto la prefettura sono arrivati i lavoratori portuali con una delegazione ricevuta dal prefetto Valerio Valenti. La solita procedura degli agenti che si sono tolti i caschi per alcuni istanti, poi qualcuno ha lanciato una bottiglia di vetro, ha evitato ogni possibile criticità. Le anime del corteo, come sempre, sono varie, 15.000 partecipanti, dato confermato dalla questura. La protesta in realtà non si fermerà perché anche nei prossimi giorni, e in particolare il 15 ottobre, con l'entrata in vigore dell'obbligo della certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro, scatterà un'altra protesta. I portuali hanno annunciato l'intenzione di bloccare lo scalo e anche la città, ma il malumore potrebbe crescere in altri contesti lavorativi. Nel mirino del corteo il premier Mario Draghi e il governatore Massimiliano Fedriga. La manifestazione è partita intorno alle 15 dallo stabilimento Ausonia per poi proseguire fino a oltre le 19 con conclusione in piazza Ponte Rosso. Bigai, numeri del genere, cortei così numerosi non si vedevano da tempo e non si sono visti neanche quando in ballo c'erano questioni diverse. Adesso non vorrei dire più o meno rilevanti perché la questione è delicata, però insomma questa cosa fa un po' pensare.
Sicuramente fa riflettere, insomma i giorni ci sta offrendo la cronaca a livello nazionale esempi ahimè molto violenti, questi sono momenti diversi, però effettivamente c'è una situazione che porta magari anche a mettere insieme situazioni diverse, no? Di chi ne fa una questione di principio, chi invece di assolutamente attaccata al tema del lavoro, quindi la questione è assai delicata. Io assolutamente non è che ho la pretesa di dare delle risposte o quant'altro. Certo che credo che ognuno di noi, specialmente chi ha un ruolo all'interno di meccanismi associativi piuttosto che istituzionali, deve fare di tutto per dare una rappresentazione reale delle cose, quindi non enfatizzare ma nemmeno nasconderci, ripeto, davanti a persone che, per quanto mi riguarda, quelle che frequento nel mondo degli artigiani, ribadisco, sono persone serie che lavorano, che da sempre hanno fatto, no, anche del rispetto, ripeto, anche dei propri collaboratori e anche delle nostre legislazioni eccetera, un fatto di vita, e quindi non è neanche corretto magari portarli a dover fare delle scelte di rottura. Non è nell'animus della nostra gente, tuttavia, ripeto, il 15 è fra 2 giorni, io credo, sono abbastanza convinta, io sono una molto per le regole e il rispetto delle stesse, che quantomeno la maglia dei controlli sia adeguata a consentire rispetto a questi numeri di avere un atterraggio morbido. Auspico anche davvero che chi è a livello nazionale trovi un elemento di gradualità, o quantomeno si crei una condizione che effettivamente ogni cittadino possa scegliere, ossia si vaccina, certamente, io lo dico tranquillamente, lo sono e quindi non ho questo problema, ma se uno ha un'idea diversa, una situazione diversa, possa andare a farsi il tampone e quindi rientrare in questo concetto che ci consente tutti di lavorare, ma anche da uscire, ripeto, che poi il nemico vero qui lo sappiamo tutti, no? Non è il Green Pass, è il Covid. Ecco, tra l'altro questa situazione di tensione davvero non ci voleva in un momento in cui cominciamo a maneggiare dati che ci parlano davvero di quella ripresa che abbiamo, no, tanto chiamato a gran voce. Sì, dopo il down terribile che c'era anche strutturale, aggravato dal Covid, adesso che vediamo dei numeri importanti, tra l'altro anche in settori che sappiamo sono alla base, diventano effetto moltiplicatore, perché quando per esempio l'edilizia parte sappiamo che trascina tutto un indotto, ma anche, come dire, poi anche come comunità, anche come cittadini, uno torna a avere la voglia di consumare, di andare nei negozi, di andare, come dire, anche nei luoghi di svago, di spettacolo, eccetera. Vogliamo ricordare, no, cosa è accaduto, voglio usare il passato anche per un mondo di giovani che sono magari legati al benessere, al fitness e quant'altro, quindi questo momento speriamo che, ripeto, e lo so che certe cose naturalmente si stanno facendo anche per garantirci questo, no? Però dal punto di vista del mondo artigianale, che ripeto ha dei meccanismi proprio legati anche alle dimensioni, qui, sia sul fronte burocratico ma anche sul fronte proprio della capacità del lavoro, hai poco da mitigare se 1 o 2 persone su 4 non sono in condizione di lavorare. E allora, visto che abbiamo parlato di ripresa, ritorno da Gianni Arteni per capire un po' che segnali si vivono, perché quando parliamo di commercio parliamo di consumi, insomma voi sicuramente avete il polso della situazione. Come stanno andando le cose qui da noi? Come vanno i consumi? Hanno ripreso a spendere i friulani? Ma devo dire che c'è stata una buona ripresa, soprattutto trainata dalle cerimonie e dei matrimoni, dove fa ben sperare. Ci sono buoni auspici, se tutto va bene, se il virus non aggredirà col freddo, io me lo auguro, siamo contenti, ecco, stiamo lavorando bene, vedo che nel nostro settore, nella media, ci sono dei buoni risultati. Insomma, ci ha portato un po' di ottimismo Gianni Arteni, siamo contenti perché abbiamo bisogno assolutamente anche di quello. Ringrazio Gianni Arteni, ringrazio Elsa Bigai e anche gli altri ospiti che sono stati con noi questa sera in studio, grazie ai tecnici in regia e naturalmente a voi che ci avete seguito da casa. Alla prossima, arrivederci.